Pronti? 1, 2, 3. Valido il tentativo con la rottura di Carlitos ZS che si elimina e rimane al comando Casettaro nei Numero confronti 3, di Carlitos Chagall and Glory. ZS Poi squalificato. Candei Greppi all'esterno, prosegue in terza ruota invece Cometa LL, è partito molto forte Creso Risaia TRGF che si avventura addirittura in quarta corsia alla prima curva. 15-8 per il lancio, Casettaro in vantaggio, Creso Risaia che avanza centropista, Chagall and Glory lungo i birilli e c'è l'attacco da parte di Creso Risaia TRGF che va dritto su Casettaro, 400 in 36, Casettaro replica, si deve adeguare all'esterno Creso Risaia TRGF, poi Chagall and Glory allo steccato a precedere Caribalilla, quindi Candei Greppi Cometa LL. I 600 metri se ne vanno in 45-3. Casettaro in vantaggio, in seconda posizione Chagall and Glory, di fuori allo scoperto Creso Risaia TRGF, quarta posizione per Caribalilla che è terzo allo steccato. Gli 800 metri di Casettaro se ne vanno in un minuto, si va da 1,15 con il leader che prova a riprendere un po' in mano dopo frazioni tutto sommato svelte, seppur senza parziali eclatanti. 15,5 per la curva di sinistra, 1,15,6 il primo chilometro. Casettaro, Creso Risaia proseguono all'avanguardia, Chagall and Glory seconda alla corda, Caribalilla in attesa degli eventi a precedere Candei Greppi e Cometa LL, 15 anche davanti alle tribune, prosegue così sempre sullo stesso passo. Casettaro, Creso Risaia TRGF cede, non tiene il ritmo all'esterno, 14,9 anche per la curva di destra. Svizzero, il cronometro di Giuseppe Colantonio, prova a ritornare Creso Risaia che aveva avuto un impasse sulla curva e adesso cerca di riproporsi all'esterno, quando siamo al miglio in 2 minuti e 2 decimi. In vantaggio Casettaro, in seconda posizione Chagall and Glory, sulla curva torna a retrocedere Creso Risaia, sbaglia Caribalilla, poi ancora Candei Greppi, a 200 metri dalla conclusione Casettaro è in evidenza, sbaglia Creso Risaia, Chagall and Glory in seconda posizione, Candei Greppi in terza, Casettaro in vantaggio, a 100 Numero metri 8, dalla Creso conclusione Risaia, e anche TRGF se i tappi non vengono via, squalificato. anzi vengono ora via. Vince Casettaro, al secondo posto è Candei Greppi, al terzo Chagall and Glory, 1,15,3, 14,6 per la rete arrivo, 36, 29,5, 34, 29,7, 29,5, come un orologio. Casettaro, parziali regolari e vittoria facile per Giuseppe Colantonio, Matteo Restelli al training, Giuseppe Colantonio alla proprietà del figlio di Gambling B che a 2 contro 1 vince in maniera netta in percorso di testa la sesta corsa dall'Arcoveggio. Casettaro, Giuseppe Colantonio.